Agli amici, buonasera, sono Fabrizio Coniglio, presidente del Parco di Mestre. Come sottotitolo ho immaginato lo sport per la vita e l'interprete di quello che è effettivamente la vera essenza dello sport ce l'ho al mio fianco, Stefano Bizzozzi, presidente di Sport Around the World, e qui vicino è il consigliere mondiale del Parco International. La domanda che ti voglio fare, la prima, è come ti è nata questa intuizione così straordinaria di amare lo sport attraverso l'Africa? Come è nato tutto? Beh, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per essere qui in questa serata, grazie per avermi fatto ritornare nella mia terra. Ma è nato tutto perché facendo sport ho immaginato che il ragazzo non può essere soltanto considerato come questo elemento che gioca sul campo, sul terreno di gioco, ma che dobbiamo immaginare come una persona a 360 gradi, dove si deve creare una sensibilità, si deve creare un'intelligenza, si deve creare una capacità di vivere la realtà del mondo che stiamo vivendo, di saper interpretare la propria esistenza anche con l'idea di un prossimo, di qualcuno che ci viene vicino, che ci verrà di fronte, che incontreremo. E quindi per creare questo tipo di sensibilità ai nostri ragazzi abbiamo iniziato a immaginare un percorso che poteva farci uscire dall'Italia, farci uscire anche dalla situazione comoda, e quindi ci siamo rivolti all'Africa. L'Africa risponde sempre immediatamente, ti prende allo stomaco, al cuore, e quindi è iniziato questo percorso. Ecco, tu hai anche espletato quasi le funzioni di ambasciatore del Panama in Africa. Ricordiamo che Stefano Bizzozzi è nostro straordinario socio onorario del Club di Mestre, quindi per noi vedere la bandiera del Panama di Mestre in questo continente straordinario è stato veramente emozionante, e sei veramente una grande persona. Allora, io ovviamente vi ringrazio. L'Africa ci dà molto di più di quello che diamo, il Panathlon ci ha dato moltissimo a noi come associazione, mi ha dato moltissimo perché mi riconosco nello Ludisium, nel motto del Panathlon, mi riconosco fortemente e mi riconosco anche in tutte le persone che ho conosciuto, quindi per noi tenere questo legame credo sia una cosa che veramente ci onora, noi siamo veramente onorati di poter anche portare lo stendardo nei luoghi dove andremo, e lo porteremo anche dove andremo quest'estate nei nuovi progetti che stanno iniziando a partire. Possiamo già vedere queste immagini straordinarie. Queste sono le nazioni in cui lavoriamo, sono le nazioni in cui noi abbiamo i nostri progetti, la maggior parte dell'Africa, quella centrale, quindi dalla fondazione siamo in Camerun, Eswatini, abbiamo diversi progetti, abbiamo un progetto in Tanzania, un unico progetto, abbiamo in Ruanda e in Camerun iniziato diversi progetti, abbiamo fatto un passaggio ad Haiti dove abbiamo inaugurato un campo da basket, abbiamo iniziato a lavorare
vicini, no? Da dove voi svolgete la vostra attività? Sì, noi siamo a 10-15 km di linea d'aria. Lavoriamo sia nel Kivu ruandese che nel Kivu congolese. Purtroppo conosciamo la realtà. Io personalmente, quando ho viaggiato, mi hanno detto che c'erano dei piccoli combattimenti e di non preoccuparmi. Quindi lo dico un po'. Poi abbiamo saputo che partivamo e che potevamo essere tranquilli che questa situazione era calma. Devo dire che non siamo pazzi, diciamo così, non abbiamo mai percepito le vera pericolosità, però sappiamo che c'è un conflitto aperto in Congo, ai confini con il Ruanda. I confini non sono, non si vedono, no? C'è soltanto foresta, no? Soltanto colline, e quindi sappiamo che ci possono essere delle incursioni. Nella scuola di Macolò la prima volta che io sono andato era pieno di esercito perché proteggevano i bambini, perché spesso rapiscono i bambini per farli diventare milizie nelle varie fazioni, soprattutto in quel caso era l'N23. Bukavu è un esempio. A Bukavu c'è il Nobel per la pace, il dottor Mukwege, che opera donne che sono state colpite dalla tragedia della guerra del Congo, che ha provocato 10 milioni di morti, ed è il medico che ha curato più donne violate della storia della medicina. Quindi donne che hanno subito violenze, donne amputate, donne mutilate e i loro figli. Quindi noi adesso abbiamo fatto questo centro sportivo, andremo a lavorare in questo centro sportivo, qualcosina è rimasto della raccolta fondi, vogliamo costruire anche il parco giochi per i bambini di questo ospedale. Dico un aneddoto, abbiamo parlato proprio ieri con il padre italiano che gestisce questo centro e ci ha detto che ci farà incontrare anche il padre, un giovane padre vicentino appassionato di calcio. Questo padre si chiama Roberto, ma lui, dai ragazzi con cui gioca, si fa chiamare Roberto Baggio, padre Roberto Baggio. Io non so se i bambini sanno chi è, e non so se Roberto Baggio sa che c'è un padre che praticamente il suo clone ha 40 anni e sta insegnando calcio in qualche campo, facendosi chiamare con il nome Codino, no? Lo chiamano sempre. Io coinvolgo il consigliere mondiale. Quest'anno è una grande annata. Noi facciamo il nostro movimento fa 70 anni, nacque 70 anni fa a Venezia, e vorrei provocare Stefano perché lo conosco da anni, chi ci segue, non so se tutti coloro che stanno seguendo sanno che Stefano è anche un importante, un grande allenatore di basket, non a caso importanti atleti e tecnici, come sa il mio amico Ettore Messina, sono fra i suoi testimonial. E Stefano ha saputo, probabilmente girando il mondo anche col basket, portare la notizia e l'informazione di questo importantissimo lavoro che fanno. Credo che la piantina che stiamo vedendo adesso renda meglio di ogni altra idea dove sono loro che operano in Africa e quanto hanno lavorato, perché uno può pensare a un'unica iniziativa, invece abbiamo ben 5 nazioni con tanti campi. Allora la domanda è questa, Stefano, perché poi, voglio dire, delle volte si pensa sempre al denaro, però voglio dire, è vero che il rapporto economico al costo della vita da noi è diverso, però senza gli aiuti degli amici, la vostra buona volontà, il vostro coraggio, perché andare dietro, spesso siamo stati più di volte, tuo, dei tuoi collaboratori, tutti i ragazzi del tuo staff, evidentemente non potrebbe bastare. Allora, se approfittiamo anche di questa occasione per dire da un lato che siccome molto mondo pana, proprio stasera so che ci sta seguendo dal presidente mondiale che sta in Svizzera al resto quantomeno dell'Italia e dell'Europa, io lancio questo messaggio dicendo che in occasione dei nostri 70 anni sui quali si sta lavorando con i limiti della pandemia, potrebbe anche essere che il mondo Panathlon tutto assieme, quindi non solo il nostro club di Mestre che da anni è onorato di essere, come ha detto bene il presidente Fabrizio al tuo fianco, no, possa pensare di dedicare alla vostra iniziativa un aiuto. Quindi approfitto di questa diretta, di questa occasione, perché poi delle volte quando vengono lanciate le campagne di raccolta fondi, no, tu sei sempre di sì, la
Croce Rossa, questi ma non sai bene, non conosci dove vanno i tuoi soldi e quindi potresti avere delle perplessità. Oggi invece chi ci sta seguendo ha la fortuna di conoscere dal vivo, quasi toccare con mano, compatibilmente con i limiti della pandemia, il nostro amico Stefano e quindi voglio dire è una persona di carne ed ossa che rappresenta un'organizzazione di persone di sport e quindi già questo è evidentemente un elemento di garanzia sulla serietà. Quello che avete costruito in questi 10-11 anni di lavoro si vede ed è là, ce l'avete fatto vedere, quindi credo che il messaggio che credo che Panator Maestri in prima persona, perché appunto sei il nostro socio onorario e siamo noi onorati del socio onorario, passate il gioco di parole, ma tutto il mondo Panator dovrebbe essere orgoglioso di avere un testimonial che è impegnato in questo tipo di iniziativa. Tanto è vero che ti sparo una domanda, ne avevo due, una me l'hai bruciata, perché hai già detto che andare in giro come paratleta per te è un motivo di orgoglio. Allora, l'altra che volevo chiedere, l'hai già detto tu e quindi ciao. Ma l'altra domanda che è collegata. Quando tu ti presenti in giro per il mondo e sei, assieme ai tuoi amici e compagni di vettura, no, l'uomo che ha inventato sport dell'uomo dell'uomo, sei un importante allenatore a livello internazionale di basket, ma certamente vai a dire anche io sono panatleta. Questa cosa ti aiuta o non ti aiuta? Perché se non ti aiuta bisogna che io come consigliere mondiale mi rimbocco le mani e faccio qualcosa, voglio dire, per capirci. No, ovviamente questa cosa ci aiuta perché ci fa entrare in una logica molto più ampia, la logica dello sport come motivo di consapevolezza verso i ragazzi dove tu vai ad operare. Ci sono ragazzi che secondo noi migliorano la loro vita, soprattutto la loro idea di autodeterminazione, capiscono che con uno sforzo individuale e poi di squadra possono cambiare le loro esistenze. So che può sembrare una cosa molto piccola e strana, ma noi ci avviciniamo molto al mondo della scuola, ovviamente, quello che si è visto, ma attraverso questa vicinanza, assieme allo sport, noi facciamo capire che con l'impegno individuale e con l'impegno di squadra, come dicevo prima, veramente puoi cambiare la tua vita. E la cambi in tante piccole cose che ti permettono di essere migliore. Come mantieni l'igiene tua personale, dico delle cose molto piccole. Come mantieni il tuo abbigliamento, come tu migliorando nell'impegno quotidiano puoi vedere crescere qualcosa nel tuo miglioramento proprio nel gioco, ma la socializzazione stessa. Noi, una delle cose per cui in Ruanda, in Ngororero, siamo stati contattati dalla politica perché ci hanno detto: guardate, noi abbiamo figli di persone che hanno partecipato al genocidio. Se voi entrate in una nostra classe vedrete che ci sono 4 banchi, 5, 10 con i ragazzi Hutu e vedrete 4 banchi, 5 ragazzi con i ragazzi Tutsi, perché questa cosa non è stata dimenticata, questa cosa è rimasta all'interno delle popolazioni. È difficile che chi ha partecipato al genocidio, chi lo ha subito, avrà dei figli che giocheranno insieme. Voi siete riusciti con un passaggio, perché venivano a vedere, siete riusciti a far passare la palla da un Hutu ad un Tutsi, che è una cosa inimmaginabile, che cambia completamente il modo di vivere la nostra realtà. E quindi ci hanno detto: continuate a fare questo. Noi non avevamo pensato che lo sport potesse portare questo tipo di significato, e questo succede in molti posti dove noi andiamo, oltre al fatto, come dicevo, che ti permette di immaginare una vita migliore. Può succedere che uno ti dica: io vorrei diventare un medico, può succedere che uno ti dica: io vorrei diventare un giocatore di calcio, o di pallavolo, o di basket. So che con il mio impegno questa cosa io la posso raggiungere. Molto spesso il bambino africano ci è capitato, non parlo tanto delle città, noi siamo spesso fuori dalle grandi città, viva di media. Io ho visto dei bambini che vivevano attorno al loro bucarù, cioè alla loro capanna circolare, cercando di evitare il sole e spostandosi attorno alla capanna, bambini di 6, 7, 8 anni, aspettando che i genitori ritornassero dai campi, dove coltivano la terra in un terreno arido, per esempio, e questa è la loro vita. Il fatto di aver portato la pallacanestro, il calcio, la pallavolo, i palloni, permettere di giocare, ecco che ha cambiato l'esistenza di questi bambini, che adesso avranno degli allenatori
li portano a fare un'attività che li rende protagonisti di questo. Hai citato i palloni, io ricordo che in un'altra nostra occasione, io ho un ricordo di quando vediamo i nostri ragazzini, sono iniziati in confronto a quelli evidentemente, che a mini basket vogliono la loro divisa, il loro pallone. Io ho ancora i brividi a ricordare quando tu, in un'altra nostra chiacchierata, mi hai detto quando siete arrivati e avete potuto dare a tutta una serie di bambini il loro pallone perché potessero certamente cominciare a conoscere i rudimenti del basket, ma solo l'idea che potessero avere qualcosa che era loro dedicata ed era probabilmente per loro la conquista della luna. E quindi, sì, certo, ci sono tante piccole cose che non sembrano scontate che invece probabilmente... Sì, sì, assolutamente, il pallone, un paio di scarpe, una maglia nuova, ci sono delle cose che veramente creano un ambiente particolare e che poi aiutano anche in tutto il resto, perché ripeto, noi sappiamo dell'importanza della scuola, dell'importanza della società civile attorno a questi ragazzi, sappiamo che lo sport può aiutare in questo. Da questo punto di vista, se mi permettete, una cosa che ci rende estremamente orgogliosi e veramente questo ci ha emozionato tantissimo è il fatto che quando noi abbiamo pensato di fare qualcosa a Panzi, a Bukavu, cioè nel quartiere dove sorge la clinica del dottor Mukwege, che è il Nobel per la pace 2018, lui ci abbia parlato di noi, cioè ci abbia detto qualcosa, abbia fatto una sorta di endorsement, scusa questa parola, di sostegno alla nostra iniziativa. Chers amis du sport around the world, bonjour. Je tiens à vous exprimer mon sentiment de gratitude pour votre soutien au projet sportif à Panzi. Ce projet rencontre bien les attentes des jeunes de Panzi qui, malgré leur talent, manquaient les infrastructures sportives pouvant leur permettre d'exprimer leurs atouts. Je suis convaincu que le sport peut être un moyen pour promouvoir l'agrégation et fournir un lieu de rencontre et de croissance pour une jeunesse. Je vous encourage à soutenir ce projet précieux pour nos jeunes de Panzi. Mes amis. Se posso commentare velocemente, io ho immaginato questa persona, che è una persona di straordinaria qualità, che si è tolto i camici da medico, perché io l'ho visto sempre con il camice da medico, per mettersi in giacca e cravatta per fare una cosa incredibile, se pensate a quello che ha fatto quest'uomo. Però Stefano, sicuramente quello che avete fatto voi è ancora più incredibile, perché riuscire quasi ad anestetizzare il dramma dei genocidi e far collaborare dei ragazzi, secondo me voi vi guadagnerete un pezzettino di Nobel per la pace. Quindi è un auspicio, sicuramente è un sogno, ma anche voi ve lo meritate. Grazie. C'è un villaggio, una città nel Ruanda, sempre nel Kivu meridionale, che si chiama Gizou. All'interno, in questa città ci sono molte donne sieropositive. Ci sono purtroppo dei retaggi che vengono dal genocidio, di sieropositività, di problemi di questo genere di salute, ed è forse il posto più povero che c'è in Ruanda. Il Ruanda ha chiuso la possibilità di importare vestiti di questi che vengono importati per fare affari soprattutto, e quindi il Ruanda giustamente ha chiuso e dice che i vestiti, i grembiuli per gli studenti devono essere prodotti in loco. La nostra idea è di avere coinvolto 15 donne, vogliamo coinvolgere 15 di queste ragazze, spesso ragazze madri, con una istruttrice ruandese. Abbiamo già una grande sala preparata per fare questo, abbiamo già trovato le macchine da cucire e quindi vogliamo fare in modo che queste donne comincino a lavorare percependo loro stesse un piccolo salario, cominciando con i grembiuli per le scuole di questo villaggio. Allo stesso tempo, siccome questo luogo è grande, far studiare i bambini, i loro figli e anche altri bambini all'interno, e davanti costruire
cemento viene utilizzata in tutte le condizioni meteorologiche, ovviamente quando è la stagione delle piogge non si potrebbe altrimenti. E quindi questo è uno dei nostri 2 progetti dove noi vorremmo veramente porre attenzione. Abbiamo già preparato tutto il piano e speriamo di poter riuscire a realizzarlo. Questa è una cosa veramente a cui teniamo molto e ripeto, usiamo lo sport per arrivare a qualcos'altro e crediamo di potercela fare, probabilmente con un po' di pazienza quando ci mettiamo. Poi fosse qualche nostro padre di missionario ci direbbe la provvidenza, fosse qualcun altro ci direbbe magia, ma insomma succede, spesso succede. Bene, adesso ci affidiamo alla suggestione anche delle immagini. Ecco. Sì, questi sono un po' delle cose che abbiamo realizzato. Questo campo, io devo dire, ha a che fare con Giorgio, perché se tu ti ricordi, Giorgio, questo campo era una raccolta di fondi che abbiamo fatto con il club di Mestre. Abbiamo aggiunto a questa cosa, voi vedete il villaggio alle spalle, non ci sono casi, ci sono bucaru, quelle sono le capanne lì e questa è la gente che gravita attorno a questo campo. In questa zona all'estremo nord ci sono 40-45 gradi, sempre vicino a lì c'è un campo da calcio e un campo da pallavolo. Questa è la prova di quello che dicevamo prima, che chi deciderà di darmi una mano dal punto di vista economico ha la prova di quello che stiamo dicendo e quindi, scusa se ti ho interrotto, ma è giusto che si percepisca che qui c'era terra una volta e solo dopo che siete passati voi c'è questo, che non è solo l'attività sportiva, perché voi avete costruito dell'altro, adesso tu ce lo spieghi. Qui per esempio siamo all'estremo nord, esatto, proprio all'estremo dai confini con la Nigeria, Runsu, in mezzo ai picchi di Runsiki, un posto di natura incredibile, è meraviglioso tutto quello che c'è qui, la gente, il popolo. La cosa che purtroppo adesso ci ha messo in grave difficoltà è che Boko Haram ci sta impedendo di andare in questi villaggi. Questo è Mogodè, lo stesso all'interno dei picchi di Runsiki. Qui ci fu un episodio carino da raccontare. Andai alla messa, mi piace andare alla messa in Africa e il padre a un certo punto ha visto quest'unico bianco e ha detto: ma tu chi sei? Alzati in piedi e dici cosa sei venuto a fare qui. Allora io mi sono alzato in piedi e ho detto: guarda, io faccio un'attività per i bambini, abbiamo fatto un campo, allora lui dice: va bene, allora visto che tu fai l'attività per i bambini, tutte le donne che sono dentro questa chiesa appena finisce la messa devono andare a fare basket. Quindi ho avuto un gruppo di donne da 90 anni a 15 anni con i loro vestiti da festa che si toglievano le ciabattine e hanno giocato a basket con me, con tutti gli uomini che guardavano e ovviamente sorridevano a questo spettacolo. Questo è un episodio che ricorderò molto a lungo. Questo è a Muda, c'è un centro che ha 700 orfani tenuto da padre Danilo ed è un posto incredibile. Siamo andati e abbiamo fatto anche un lavoro perché raccoglie anche molti bambini sordomuti e ciechi. Paolo Lucattini, un nostro amico, è andato 2 mesi a lavorare con i bambini sordomuti e ciechi, ha costruito delle squadre, ha giocato a pallavolo e a pallacanestro con bambini sordomuti e ciechi. È stata una delle cose più forti che abbiamo fatto. Questo è costruito, qui non siamo riusciti mai ad andare, abbiamo solo costruito qui, non siamo mai andati perché è sempre estremo nord e Boko Haram non ci permette di andare. Questo è l'unico campo costruito in una metropoli, la capitale di Yaoundé, Biamassi. Qui abbiamo ovviamente un quartiere molto disagiato, 1 milione di persone. Da questo campo ne abbiamo portato 7 ragazzi a giocare in Italia su richiesta esplicita dell'ambasciatrice di allora, Samuele Isopi, che adesso lavora nella Repubblica Centrafricana, credo sia l'ambasciatore per tutte le nazioni europee. E ci ha chiesto, mi ha detto: Mizzosi, non mi incontri in ambasciata perché lei, invece di fare qualcosa qui, i più meritevoli non li porta in Italia e gli dà un'opportunità di vita diversa. Quindi siamo riusciti a dare visti di studio, sono tutti ragazzi che stanno studiando, sono ragazzi che sono venuti
non serve che lo dica solo perché volevamo dare un aiuto, ma la cosa meravigliosa è che 3 di questi ragazzi giocano in Serie A2, sono diventati professionisti, vivono di questo, altri giocano in Serie D, aiutano le famiglie a casa, danno metà, gli spediscono il loro stipendio, stanno facendo una cosa grande. Uno di questi era negli ultimi 100 nell'ultimo draft NBA, quindi questa è una cosa meravigliosa. Questo vediamo che con nord-ovest del Camerun, questo è l'Eswatini, Malamba. Abbiamo intitolato questo campo a Mario delle Cave, che è un ragazzo che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Qui siamo in Swaziland, Eswatini si chiama adesso, una piccola enclave, una monarchia all'interno. Il problema di questo Stato è che nonostante questo re neghi, è lo Stato che ha percentuale più alta di malati di sieropositività e la più bassa aspettativa di vita al mondo. Ma vogliamo questi ragazzi. Ecco, qui siamo nel Kivu. La collina di dietro è Congo. Questo è Makoro. E il campo l'abbiamo costruito con gli spogliatoi, come vedrete dietro. Anche questo è un bellissimo episodio. Arrivare in questo posto è pazzesco perché praticamente non c'è strada, però hanno il campo. E questo è Nusa Zamada, dove noi stiamo costruendo adesso il dormitorio che vedrete dopo. La cosa che abbiamo fatto, perché c'era bisogno, in 2 differenti situazioni abbiamo dato da mangiare a 57 famiglie di questo villaggio, abbiamo portato cibo, ne abbiamo fatto due carichi, cioè abbiamo acquistato lì di 2 tonnellate di cibo e il campo da basket in questo caso che va ristrutturato, come vedete, però è diventato una cosa, una mensa, ovviamente. Questo è il Gororello, questo anche fa capire il campo. Questo è il campo da basket che abbiamo costruito al centro del Ruanda. Perché in Gororello? Perché in Gororello è uno dei luoghi in cui nacque uno dei leader Hutu, cioè di quelli che iniziarono lo sterminio degli Hutu. Ed è un punto che è molto abbandonato a se stesso, perché lo Stato non vuole aiutare quella gente, perché lì è nato qualcuno che ha iniziato una cosa e noi abbiamo voluto comunque essere presenti ugualmente con la nostra attività anche in un luogo che tragicamente viene considerato in maniera molto negativa. Le persone non sono quel leader che ha iniziato a fare questa cosa, però vedete quanti bambini si possono andare. Chiesa è lo stesso, un altro posto ruandese vicino a Gitarama, che è un altro dei luoghi più colpiti dal genocidio. Mutare è un altro, fa parte sempre di una scuola, un complesso scolastico, e abbiamo i bambini che giocano tutti i giorni con i nostri allenatori, con le persone che fermiamo. Questo è Neisu, campo polivalente come vedete, perché c'è la porta di calcio e sopra agganciato il canestro. Abbiamo anche gli spogliatoi fatti che sono da qualche parte, è pieno di bambini che giocano. Qui c'è padre Rinaldo che ogni giorno mi scrive un qualcosa di questo campo e ogni giorno mi parla, e ahimè mi ha parlato anche dell'ambasciatore Atanasio purtroppo di quello che è successo, che doveva andare a trovarli e ho ricevuto da lui le prime foto quasi in diretta. Di questo siamo molto orgogliosi perché la prima opera muraria che abbiamo fatto è un orfanotrofio per bambini con qualche disabilità, e non solo, normali, anche a Ebolova. Qui vedete in costruzione, questa è l'opera che un po' ci inorgoglisce perché non sembra neanche Africa, devo dire, 2 piani, di solito sul piano solo, e se poi appunto andiamo avanti vedremo, ecco, e ovviamente il gioco è la scusa per questo, perché noi abbiamo detto ok, noi facciamo il campo da basket e attorno ci costruiamo anche qualcos'altro, però il campo da basket dobbiamo farlo perché altrimenti non possiamo fare l'orfanotrofio. Ed ecco infatti il campo da basket, e poi ci possono fare pallamano, ci possono fare qualsiasi cosa, ed è il primo luogo, se puoi andare indietro un secondo soltanto, dove noi abbiamo, se vedete sopra la porta, no, è lo stesso, chiesto di mettere il nostro logo.
il nostro logo Sports Around the World. Questo è una camera perché l'abbiamo anche arredato, e qui ovviamente un po' di posa dei bambini che, ecco, vedete qui sotto c'è scritto Sports Around the World lì, appunto, ed è una cosa che a noi ci fa molto piacere. E poi abbiamo, questo è il dormitorio, questo è un dormitorio, ovviamente i ragazzi che vengono a Busasamana, questo è Ruanda, devono fare molta strada, molti ragazzi devono fare molta strada per andare a scuola, non ci sono gli autobus ovviamente per andare avanti e indietro, l'unico modo è poter dormire e mangiare lì, e quindi costruiamo questo dormitorio che sono di 400 metri quadri, sono 400 metri quadri dove staranno, mi dicono, 180 ragazzi dentro, e qualcuno sarà lì, potrà mantenersi con quella cosa che abbiamo aperto, che è appunto di adottare gli strumenti alla rete. E qui il dormitorio si sta costruendo, non è ancora terminato, adesso sono agli interni, però anche questo devo dire che è stato un impegno anche economico abbastanza forte, però abbiamo avuto un aiuto importante dalla fondazione della VNL, e questo ci ha permesso di realizzarlo. L'ultimo, abbiamo fatto un'asta con la raccolta di fondi attraverso maglie di giocatori che ci hanno aiutato, e questo è Bukavu. Questo è Bukavu, la città, il quartiere di Panzi, e qui appunto abbiamo fatto campo, tribunette, e lì andranno a giocare i ragazzi delle scuole e dell'ospedale, i figli delle mamme, e questo è l'altro, appunto, l'ultima cosa realizzata. Ecco, si può dire che abbiano anche una predisposizione innata questi ragazzi nei confronti dello sport, no? Mi dicevi che con un pallone già si orientano molto meglio dei nostri, vedo, c'è questa... Sì, molto spesso mi sono detto che la persona africana ha la musica dentro, mentre noi la musica la dobbiamo ascoltare e poi entra, loro ce l'hanno già dentro, quindi hanno già dentro il ritmo, avendo già dentro il ritmo è molto più facile fare lo sport. L'ho coniugata così, non so se è proprio così, però questo è una cosa che mi sono detto spesso. In questo momento come nostalgia, c'è il Val d'Africa, esiste, specialmente per quello che fai tu? Sì, io ho molta nostalgia e non vedo l'ora di ritornare. Noi speriamo quest'estate di poter tornare in Africa, credo in Ruanda come prima possibilità, non vediamo l'ora, noi stiamo bene con quella gente e non troviamo problemi, siamo sempre stati bene, siamo sempre stati accolti in modo fantastico, non troviamo disagi. Tutti quelli un po' matti come noi che ci siamo addentrati in questa cosa lo sentiamo come un'esigenza, siamo molto felici di andare, siamo molto molto felici. Qual è la caratteristica del bambino africano che tu puoi sottolineare? Cosa ti ha comprato, tra virgolette, quando incontri anche questi orfani, questi ragazzi che noi diciamo sfortunati? Sì, ma in realtà diciamo che sono fortunati e noi siamo fortunati. Diciamo, la cosa che mi colpisce delle persone africane in generale è la grande dignità. Loro ci insegnano la dignità e noi molto spesso facciamo delle malattie per delle cose che non ha senso davvero, e questo un po' l'Africa in questo mi ha cambiato. Sono tendenzialmente generosi. Io ricordo, l'ho scritto poco tempo fa, di quando andai a casa di un insegnante e gli portai una tuta pensando di fare un regalo perché lo conoscevo da molto, e lui con questo tam-tam nascosto che non si sa bene come fosse diceva: ma io sapevo che stavi arrivando e sapevo che mi saresti venuto a salutarmi, ma era una persona molto povera, e mi ha detto: siccome so che hai fatto un grande villaggio, vieni. E mi aveva preparato 3 pentole di cibo, c'erano il fufu e il jamajama, che è una roba che mangiano lì, c'era le arachidi e c'erano le banane, e poi un gallo vivo dentro una borsa intrecciata. E io mi sono vergognato, perché io gli ho dato una tuta che per me, immaginate quante tute posso avere, e lui aveva tolto il cibo alla sua famiglia.
e quindi questa forma di generosità e di accoglienza incredibile. E i bambini stessi sono aperti, non hanno qualcosa che li frena a conoscerti, ad abbracciarti, a voler sapere cose. Sei accolto, è una cosa molto molto strana, è una cosa che ti colpisce questa. Senti Stefano, due domande. Una, tu sei da anni impegnato nel basket in Italia e comunque a seguito delle squadre eccetera. Come riesci a conciliare l'impegno di lavoro legato al mondo sportivo, gli impegni di famiglia, perché va anche detto che sei anche padre di famiglia, e questo tipo di impegno, perché davanti noi c'è spesso, no, come hai detto tu, così come l'Africa ti ha insegnato qualcosa, io vorrei che questa sera attraverso i tuoi racconti anche noi imparassimo, che noi la facciamo, spesso siamo abituati a lamentarci per delle cose che poi se andiamo a vedere sono delle sciocchezze e ci sembra di essere sempre bravi a impegnare il tempo, ma quando poi incontri un personaggio come Stefano Pizzoli, evidentemente impari che c'è chi riesce a fare la giornata da 36 ore e le usa queste 36 ore per lavorare e fare del bene, quindi sono curioso. Allora, io ti ringrazio di questa domanda. Il Covid adesso è una cosa tragica, è terribile, abbiamo perso persone, io ho perso un parente alla lontana, le mie due figlie sono state malate di Covid, ma mi ha permesso anche di poter allenare, perché in tutta sicurezza potendolo fare, quindi io comincio la mia attività la mattina alle 7:30 con i ragazzi, perché la scuola comincia alle 9:40 spesso, poi fanno la scuola a distanza e poi al pomeriggio ci continuiamo ad allenare. Perché dico questo? Perché tempo fa, quando mi lamentavo anch'io dentro di me di questa cosa, mi è arrivato un messaggio dall'estremo nord del Camerun, dove io ho tutti quei progetti che mi dicevano: Stefano, oggi hanno chiuso per il problema di Boko Haram 60 scuole, 64. Ci sono 30.000 bambini che sono diventati sfollati interni, cioè hanno dovuto lasciare i loro villaggi in quella zona, scappare da lì e venire nelle zone di sicurezza, cioè verso Marwa probabilmente, che è la città grande che è difesa. E io ho pensato che noi siamo sottoposti al Covid, è vero, è un problema tragico, dobbiamo stare attentissimi, dobbiamo proteggerci da questo, ma non potevamo fermarci. Perché se questi ragazzi hanno avuto la sfortuna di non poter andare a scuola, noi dobbiamo accettare la condizione, andare a scuola come è possibile, ma se possiamo fare sport, continuare a fare sport, se possiamo essere impegnati, continuare a essere impegnati. Quindi, quando io ho tempo faccio questo, molto spesso è dopo l'orario diciamo normale, mezzanotte, 11:30, 11, visto che alle 7:30 comincio a lavorare, ora di pranzo, e poi ho adesso questi nuovi soci che sono entrati, e quindi giovani soci. Parlaci di questi ragazzi che prima sì, hai entusiasmato. Allora sono un bel gruppo di ragazzi, io adesso cito Francesco, Irene, Marco, ovviamente molti che ci stanno dando una mano, che hanno preso in mano molte delle attività, se le sono divise e chiaramente rompono le scatole ogni minuto al Presidente, ovviamente, perché devono avere press, ma io devo avere il permesso, press, che dici facciamo questa press, va bene, io capisco la gioventù, io ogni tanto dico guardate che io sono un boomer, andateci piano, voi millennial, generazione Z, tutto, però loro hanno dato una grande spinta. E quindi in tutti i momenti che non sono legati al lavoro, che ovviamente il mio lavoro devo farlo e cerco di farlo al meglio possibile, come vi dicevo, forse adesso ancora di più se possibile l'impegno deve essere determinato e determinante, essere compiuto nel modo giusto, ma poi ci sarà il momento in cui io dedico il mio tempo a seguire una costruzione di un'opera o a vedere cosa stanno facendo da qualche altra parte. Ci arrivano report continui, come dicevo, anche report che ci dicono guardate, abbiamo un problema scolastico in quella zona perché purtroppo i ragazzi non sono dovuti scappare e quindi la scuola lì si è fermata e credo che noi non possiamo lamentarci, dobbiamo solo con determinazione andare avanti.